Va che robe! Sì, stiamo studiando guardando le zonette dove far volare il drone dopo, anche qua, guarda che figata, è bellissimo. Comunque adesso, vabbè, ovviamente non rallentiamo la comitiva, dobbiamo arrivare subito alle pozze smeraldine. E le avevi già viste? Ti avevo già portato? Non mi ricordo. Che ero andato con i nostri amici, tu, quelli che sono gli infermieri, quelli che hanno fatto le tendine fatte a mano, quelli che sono sempre in bicicletta vestiti da UFO robot, hai capito? E con loro c'ero andato, però non mi ricordo se avevo fatto video. Ah, è vero, guarda, c'è una statua tribale. Adesso abbandoniamo un attimo il gruppo perché sì, eccola là, e vedi che servono le lenti nuove, no, capito che dopo pare che sono imbriaco. Bello, bello, bello. Come possiamo definirla? Quello che parli, che senti è Francesco, e devi andare a seguire i viaggi di Rolly su YouTube. ROLLY, che attenzione, non è un canale strafattone della serie rollare le canne, non c'entra niente. Rolly deriva dal Roller Team, che è il loro camper, ok? Quindi forte, forte, forte Italia. Allora mi raccomando, sempre occhio alle zecche, soprattutto a tramonti di sotto, che voglio tanto bene a questi posti, almeno alla natura di questi posti, però è la patria delle zecche, è la capitale delle zecche, ok? Eccolo qua, vedi? Qui dove mi sembra di essere un po' tipo su Laguna Blu, no? Sai che quando andavano dall'altra parte dell'isola c'erano i cosi, come si chiamano? Dai, gli indigeni, no? I cannibali che facevano i riti sacrificali. Guarda che bello, e si prende anche con la mano l'albero, no? No, la cosa, la sdraio da spiaggia gigante. Che bello sta roba, dai, è simpatica. È simpaticissima, se vuoi la verità. Se vuoi una bugia, no, è proprio... Allora, altra puntata di Super Quark speciale, no? La nostra Val Tramontina qua, che ci piace tanto, è stata anche graziata dalla tempesta Vaia di 3 anni fa, ragazzi, quando c'è stato tutto quel macello in giro per le Dolomiti, sia friulane che venete. Qua i danni sono stati praticamente zero, quindi sono stati fortunati gli abitanti di questa valle. Quindi venite su a fare il bagno nel Meduna. Bellissimo, bellissimo, da mountain bike Italia, da mountain bike. Io non vedo l'ora di mettermi sto cacchio di portabici per fare ste robe. Perché se sei in compagnia è bellissimo camminare, se sei da solo no, insomma, io non la farei mai da solo sta camminata qua. Mountain bike, via, guarda che pista che ti hanno fatto, guarda. No, abbiamo perso gli altri, ma è come consuetudine in Italia, insomma è una cosa abbastanza tipica perdere la gente. Certo che potevano... No, era là che vedo delle persone di qua. Eccoli. Razza, staccano visti, vi siete persi le statue di legno? Tutte le robe tipiche. Aver pressa, vedi tu, no? Pari i turisti in autostrada, no? Chi fracca, chi suona, chi sorpassa, no? Con calma, apprezza, guarda. Il Wildume. Il CP come mi guarda caro, vabbè non te la inquadro neanche perché è in Austria. Comunque facciamo tanti fighi, ma siamo praticamente all'inizio della camminata. D'acqua con la mano e tutto, ma non la vuole. Dobbiamo prenderla qua, no? Cazzo è? Un grillo? Cos'è sta roba? Non capisco. Queste bestie sconosciute. Su, dove vedi? Bello! Anche posti tipici che ti porto. Bello. Guarda l'acqua sotto qua. Aspetta che andiamo alle pozze smeraldine. Sì. Ripeto Italia, che sarà il perché singano se sempre a tramonti. Ho trovato? No,
Bellissima, bellissima sta roba. Allora, qua proprietà privata, vietato l'accesso, no? E guarda, è sempre qua il cartello che ti indica la continuazione del percorso. Allora, guarda che inizia già in fondo a esserci l'acqua limpidina. Oh! No, mi sto raffreddando pure io, come ti raffreddi tu mi raffreddi. Mi chiedo perché uno non può entrare con le scarpe? Perché è ghiacciato? Beh, oddio. Beh, roba da Ezio, non da me. Però che bello, che goduria! Italia! Ciao, sei là. Ciao. Brava, questa mi chiede. È buona! Scusa, se andiamo... Guarda qua che è più ferma, guarda che bello. Per carità, aspetta, dopo le pozze smeraldine. Aspetta, però già qua si sta smeraldinando un pochino. Guarda. È gelidissima, navigatissima. Sì, no, è gelidissima da far male, è vero. Vieni su, che noi non siamo Ezio, aia, sì, senti proprio le caviglie, i nervi, i muscoli. Che bello. Ok. No, c'è lo staccanovista di Ezio e Marco che devono fare i montanari, sono già andati avanti, perché ho detto ragazzi, guarda che bello, facevamo un attimo una piccola pausa qui, che c'era l'ombra all'acqua, io facevo volare il dronello. Vabbè, pazienza, si farà dopo al ritorno, dai. Quindi dai, zaino in spalle e via. CP, guarda che tutta, guarda, sempre agitata, lei guarda, non sta mai tranquilla un attimo. Un'anima in pena, cane, un'anima in pena proprio. Tranquilla fino adesso. Porco cazzo. La cascatona. In Italia non fumare ti cambia la vita, te l'ho già fatto tante volte questo discorso della percezione della realtà, diverso proprio, cioè sia a livello, è una cosa tipo una sorta di sincronia tra gli occhi e il cervello, no? Di quello che vivi, dei movimenti del corpo, quindi non solo la vista, e proprio uno stato mentale in cui ti senti meno, diciamo, ipnotizzato, addormentato, ma più partecipe, attaccato a questa materia che ti circonda, ossia il mondo reale. Aio! Ecco. Sì, lo so. Ma noi abbiamo più... Sono molto alti i cammini in genere. No, qua è poco nature, però Italia, curati già il colore dell'acqua, piscina. Mentre la parte figa, che quella volta abbiamo detto, ti ricordi che l'avevo vista io e Andrea, che siamo andati a fare il giro in bici, abbiamo detto no ragazzi, assolutamente bisogna scoprire come arrivare lì. Là praticamente c'hai queste piscine naturali e una sorta di grotta che vedevo far traspirare della luce, quindi significa che ti collega molto probabilmente ad altre vallate, ok? Il punto è che arrivandoci lì, scendendo ti ammazzavi perché c'erano dei pietroni molto grandi e terreno sdrucciolevole, quindi assolutamente no. Ci si arriva da sotto, è da capire come ci si arriva da sotto. Ovviamente adesso abbiamo un pezzetto da fare sull'asfalto, quindi sai che se vuoi imitarci, nel senso che vuoi anche tu fare la strada che abbiamo fatto noi, ossia andare dall'area picnic di Tramonti di sotto, occhio perché c'è anche Tramonti di sopra, quindi molto attento, alle pozze smeraldine. Insomma, sai che è una bella camminata impegnativa. Se segui la strada sono 4 km, se segui i percorsi che abbiamo fatto noi sicuramente allunghi, però insomma ne vale la pena. In più sei anche alternato da ombra e ruscelli, quindi insomma vuoi mettere
sarà più facile 4 km di ombra e ruscelli di 1 chilometro di asfalto e sole, no? Quindi guarda i nonni come chi rampega su, guarda. Altro che noi altri, guarda. Praticamente quel torrente là infinitamente in fondo è dove abbiamo i camper noi, no? Bravissimo. Che storie, che bello! Mi sento di aver fatto quasi una roba epica e non sono per nulla stanco, cioè quello è il punto. Eccoci, in questo preciso momento Italia sei arrivato, è simpatica la chiesetta, l'avevamo vista, sei arrivato nel centro di Tramonti di Sopra, ok? Qui a sinistra, vedi dove c'è quella macchina là che gira, ok? Vai di là e trovi l'area camper. Non è gratuita, però il carico e scarico è gratuito in ogni caso. Guarda qua, un ragno della morte, guarda il ragno della morte. Ah, ok, in ogni caso guarda, ma forse anche se arrivi in camper che devi solo visitare le pozze smeraldine, quindi devi solo parcheggiare, c'è il parcheggio tra parentesi a pagamento, €1 l'ora. Boia, mafia qua. E vabbè, sei più vicino a vedere le pozze smeraldine. Vabbè, €1 all'ora dalle 8 alle 20, altrimenti €5 tutta la giornata. Mafia stesso. Allora che anche le giostrine là in alto, vedi? Vuoi andare nelle giostrine? Le giostrine. Là cos'è? La gabbia dei cunici? Cos'è là? Guarda. Hanno fatto, non so, queste robe tipiche. Ah no, quella lì è la chiesetta simpatica, guarda che bella. Non mi ricordo se te l'avevo fatta vedere nel video, quindi torniamo a rivederla. Simpaticissima. Buongiorno carissimo. Seconda. Siamo quasi esperti ormai. No, proviamo a piedi stavolta. Siamo andati in bici l'altra volta e stavolta ho detto proviamo a piedi. Ma se ti ciappi in bici, dopo segnala, ti fa la multa, non sapevi? Ah sì? Non spondere in bici, te dà la multa? Sì. Miseria, siete lì qua Tramonti, Pure con la bici? Sì, fuori con la testa. Vabbè, No, matti. le moto, la stessa, le moto. Vabbè, moto, perché ovvio. Quello è già qualcosa. Allora andando a vedere le scritte, ancora forse le scritte, c'è anche la bici, che puoi farti la moto. Roba da matti. Oh, dai, ne avanti, se no poi in assa per strada. Saluti! Ciao, ciao! Vabbè, tua moglie, mia moglie, sì. Ma lei ha le chiavi del camper? No. Ci stiamo decimando. Vabbè, l'avevo detto insomma che a piedi non è proprio una passeggiata, insomma è un po' impegnativo, c'è anche il sole, dopo dipende dai cani e tutto quanto, c'è il CP, vedi? Qua che va avanti, il CP sta tirando. Guarda che lavoro, guarda. Però appunto metti devi andare anche con bambini o anziani o che ne so io, insomma sai che non è una cosa da poco, piuttosto avvicinati con la macchina o col camper qui dove hai visto che ti ho segnato i parcheggi, che c'è l'entrata e avrai da fare qua. Quanto mancherà ancora? 1 chilometro? 2? 2 chilometri, ti fai la camminata di 2 chilometri invece di fare tutta la camminatona. Qui non capisco, c'è sto grande prato verde dove nascono speranze con il filo elettrificato, quindi non so se per il pascolo mucche, ma a vedere com'è alta l'erba è da un bel pezzo che non pascolano, o se per caso anche qua come in tanti posti di montagna ci lasciano giù i cervi e i caprioli a pascolare, hai capito? Però no, vedendo l'erba come è presa non c'è nessuno. Oh, guarda che bella grotta! Sì, questo è simile in miniatura a quello che Italia ti avevo detto era di là, molto in miniatura, perché quello di là aveva veramente la grotta grande, tutte le cascatelle, le piscine, ok? È da capire, guarda che bello anche. È il ponte ancestrale, guarda che roba, sto qua sì che sei tipico. Vuoi che lo facciamo? Ci tiene? Fallo tu. Ah? Perché no? Perché pensi che crolla, perché è instabile, perché vibra. I parapetti ruginiti, puoi scendere, puoi scendere giù. No, dici? È anche chiusa la strada perché c'è tutto erbume. Però vabbè dai Italia, ci siamo qua, ci stiamo in qualche modo avvicinando.
Beep. Giustamente all'entrata invece di questo sentiero che è ben ancora più ripido, cioè un altro po' andiamo a 45 gradi e hanno messo anche il Cristo davanti, che può essere utile a metà via o... Sì, non so Google Maps. Ah ragazzi, forse Google Maps ha messo 4 km da dove eravamo noi, utilizzando la strada, quindi non i sentieri, e il parcheggio delle Pozze Smeraldine, perché questa non è una cosa che puoi percorrere dove siamo noi in macchina, no? No, quindi e 4 km. No, non ho 4 km, adesso lo guardo adesso. Sono 5 e mezzo. Aspetta. No, avrei dovuto far partire un'altra cosa e allora dopo lo vedevo anche. Ciclamino! Io voglio andare anche dove c'è quel rovinazzo là. Vedi il mio cane? Quando ci sono i burroni lei deve stare sempre proprio nell'estremo limite del burrone. Guarda, in strada, come giustamente faceva notare Giovanni, non ti sta mai a sinistra, stava a destra. Se invece c'è un burrone ti sta a sinistra perché le vuole stare vicino alla morte. Oh, aspetta, perché visto il periodo estivo c'è da sperare che tipo non siano in secca o robe del genere, che non siano basse. Boh, cazzo la gente. Urco. Vai CP, idratati. È il cane scemo che non si idrata. Fanculo, fate così. Posso che prendere. Ah. Aio. No, sento male. Eccole, 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 ci stiamo avvicinando, vedi? Ma che roba? Thank you.